Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, finalmente Formula 1 2019, raga non posso parlare forte perché è abbastanza tardi. Niente raga, allora siamo già in Formula 1, ho già scelto la McLaren perché l'obiettivo non è stare un anno in McLaren ma proprio riportarla al titolo dopo anni e anni di disastri. E niente, ho già fatto da solo per andare un po' col volante, visto che sono con il volante ragazzi. Ho fatto un po' di pratica, ho vinto il campionato di F2 contro l'avversario. Beh, c'è da dire che non è male questa cosa che hanno voluto fare con i rivali. Adesso chiaramente siamo con Lando Norris, quindi due bei giovani alla McLaren non è male. Ok, qua sono i dettagli, l'uomo della pioggia, 69. Cosa devo fare? Tanto vediamo di mettere a posto un po'. Allora, vediamo come siamo. Guarda, qua la McLaren, beh, allora, come telaio è sempre comunque, come aerodinamica e telaio di solito la McLaren non è mai messa, pensavo meglio sinceramente il telaio, vabbè. Motore, una iper merda, però l'iper merda del motore McLaren, perfetto. Io direi di cominciare sviluppando il motore. Posso fare anche il telaio? Sì, io farei subito due cose, così tanto per partire, boh, perfetto. Buono raga, allora diciamo che sono con il volante, ripeto, quindi una cosa positiva finalmente, l'ho preso nuovo, molto bello. E niente, adesso ne faremo vedere sempre la gara al 50%, come difficoltà siamo sempre a 90 e direi tenere quella, che stiamo tranquilli, ripeto, dobbiamo divertirci. E farò vabbè, le prove libere, le qualifiche me le faccio per conto mio, così prendo anche dimestichezza col volante, le qualifiche voglio farle complete, quindi Q1, Q2, Q3. E niente ragazzi, siamo pronti a dominare il mondo, ci becchiamo dopo le qualifying session. Nuovi piloti, nuove vetture, una nuova stagione di Formula 1. Siamo sempre all'Albert Park, che conosciamo da 2 decadi ormai e che ospita la prima di 21 gare di un campionato che ci porterà da qui, Melbourne, Australia, in un giro del mondo che si concluderà al circuito di Yas Island di Abu Dhabi. Appena a sud del centro finanziario di Melbourne, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Il giro perfetto di ieri di Lewis Hamilton gli è valso la pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Per quanto riguarda il resto della griglia, Leclerc, Vettel, Pierre Gasly e Verstappen, Butler, Ricciardo, Hülkenberg, Battere il Albon, settimo Webber, in Perez, Racing Magnussen, Point, Romain Weber in Grosjean Red e Bull, Norris. decimo. Raikkonen, Russell, l'uomo della Il mio pioggia, compagno, Alexander Albon, 14esimo. Giovinazzi, Noi infine Robert purtroppo Kubica 17esimi, relegato all'ultimo obiettivo posto. È quasi il 14esimo. momento di accendere i motori. Si scende in Poteva pista. andare meglio, ma va bene. Prima qualifica ci sta, dai, fermarsi in culo, sono ancora un bimbotto. Allora, Modera la velocità quando raggiungi la prima curva e fa attenzione alle auto che frenano davanti a te. Se qualcuno creerà dei problemi, forse riusciremo ad approfittarne, però cerca di non essere tu quel qualcuno. va bene amore mio, siamo qui, Melbourne. Prima tappa di un mondiale, a dir poco incredibile. Siamo tutti a 0 punti, quindi sono anche primo. Vai raga, andiamo, Gran Premio d'Australia, prima tappa del mondiale. Vai che si parte. Ultima luce rossa. E andiamo, Gran Premio d'Australia, prima tappa. E subito partenza difficile con Albon che ci supera tranquillamente. Facciamo la partenza, attenti, attenti, attenti. Perdiamo, oh, Don Albon ci ha già rotto le palle. Piano, che non voglio buttarmi neanche a kamikaze, voglio fare le cose con calma. Abbiamo 29 giri. Ok. Mamma mia, Bagarotto Raikkonen qua rischia anche di andare per campi. Ok, siamo in lotta con il Grosjean, ricordiamo che il nostro obiettivo è la 14ª piazza. Abbiamo superato la fase iniziale, adesso proseguiamo. Ciao Grosjean. Bel sorpasso sul Grosjean. Very good. Adesso c'è Kimi Raikkonen al 15º posto. E che possiamo prenderlo la Kimi. Subito, non deve scappare via l'alfetta di Kimi o l'alfona. Non stare attenti con l'Ers che la McLaren ciuccia, eh. Dopo un giro praticamente non hai più niente.
Proviamo a superare Raikkonen stando attenti. Mamma mia, mamma mia. Ok. Rimaniamo al 16° posto, non devono scappare via però, cazzolina. Ok, la macchina non ha danni e già questa è una buona cosa. Ok, scusate se commento poco in questo momento, ma sono molto concentrato. Comunque sta McLaren non è facile da guidare, mamma mia, cioè anche in rettilineo ho problemi. Già che il Kuma è un po' un gondolaro. Mettiamo tutto insieme. Però siamo ancora vicini, siamo ancora vicini. Siamo a difficoltà 9-0. Dai però, dai, spingi, dai, spingi. Vediamo se può essere... C'è qualcuno che sta rallentando perché... Ok, non ho rotto l'ala, però mamma mia, ora Icone non mi fa passare, chiude tutte le porte. E adesso vai di DRS, bello, però il TV Style mi piace, cazzo, è quello diciamo ufficiale nel fastest e in queste cose qua. Sta McLaren fa fatica, c'è poco da fare. Oh, forse adesso riusciamo a entrare. Il Kuma entra, il Kuma entra. Ok, preso la posizione, bravo. 15esimi, dai piano piano. Vedi se ciao subito. Consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Proprio abbiamo dei problemi col motore, fioi. Sul rettilineo siamo di una lentezza disumana. Lentezza disumana per la McLaren. Potevamo sviluppare molto il motore, fioi. Rimaniamo in 16esima piazza. Ci ho messo una vita per superarlo, in un secondo mi ha ripreso, cioè è abbastanza umiliante la cosa. Però veramente la lotta in centro, classifica... bloccaggio di Kimi, prova a approfittarne veneziano, niente da fare, mamma mia che lotta con il finlandese volante, signori. Che lotta, Beppe. Se ne stanno andando anche l'ultima Raikkonen, mi sta rallentando adesso però, Ok, ce la facciamo, un po' con la forza, ma ce la facciamo, questo è lo stile Kuma, fioi. Vai, tiriamo fuori il Verstappen che è in noi. Ok, c'è Russell, cazzo da Williams 14esimo, una cosa abbastanza curiosa. Abbiamo il Grosjean dietro, abbiamo il piccolo Grosjean. Vediamo se riusciamo a prendere Russell. La batteria ha poca carica, riduci l'erogazione delle RS. Sì, la batteria non esiste praticamente, cioè stando sempre su medio, guarda com'è ridotta. Dovremmo assolutamente migliorarla questa cosa, altrimenti veramente non abbiamo, cioè ora che vinciamo, che andiamo a punti, faremo 10 stagioni. Dai che Russell non è lontano, però la Williams forse è leggermente più forte del normale. Questo porco di Russell. In questo momento siamo nella posizione all'incirca nostra, perché se l'obiettivo è il 14° tempo vuol dire che questo valiamo. Non voglio partire subito a strombattute e vincere le gare o comunque fare subito posizioni incredibili.
Cioè, può capitare che magari in gara possa andare tutto bene, robe così, ma dobbiamo far fatica, cazzo. C'è una Renault che sta rallentando tutti. E non riesco a superare Russell, più che altro non è che riesco a superarlo, è che sono talmente imbottigliati tutti che basta un attimo per il patatrack. Dopo la Renault sta rallentando chiunque. Ricordiamo che c'è Butler in Force India, sì, in Force India, in Racing Point, e Webber addirittura in Red Bull. Mamma mia, mai vista veramente un inizio di stagione così, con un trenino così impressionante. Classico trenino melburniano. In realtà non è vero, perché un trenino così non l'ho mai visto, però dobbiamo un po' vaneggiare. Proviamo a tornare su media e vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Tanto vai box Russell, e questa è una buona notizia. Ok, forse raga, sono pronti ad andare ai box. Ho le gomme veramente finite. Ho preferito andare un giro dopo perché sono andati in 4. Non volevo trovarmi imbottigliato. Ok, va anche Kevinone. E anche Norris. Strategia un po' curiosa della McLaren. Lando è ai box per la sosta. Vabbè, cazzi di Lando, sinceramente. Veloci. Bellissima, grandissimi siamo stati. Siamo stati sublimi. Oh, Russell ai box, siamo decimi. Siamo decimi, però sarà dura tenere la decima posizione perché abbiamo dietro Sebastiano. E con Sebastiano dietro non si scherza, con il piccolo Seb. Diciamo che Webber mantiene un buon ritmo. Anche noi stiamo andando abbastanza bene. Che poi Webber è in Toro Rosso in realtà. Quindi non in Red Bull, mi sembra impossibile già in Red Bull. Ok, però vedi l'Ers va giù, cioè sono a media sempre e Vara come va giù. Stiamo girando anche, diciamo, discretamente, se così si può dire. Stiamo prendendo un po' il ritmo, che se le Ferrari, veramente Vettel è veramente disastroso, però nessun ritiro. Stiamo aspettando il primo ritiro di Formula 1 19. Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa la miscela 2 al più presto. Ci provo, dai che stiamo recuperando a occhio su Weber. Sul nostro ex compagno di squadra in F2, dove siamo campioni del mondo. Non ho voluto registrare, ragazzi, perché ha poco senso, l'hanno fatta praticamente tutti, cioè. Poi così con quel formato là a me sinceramente non ha esaltato tanto. Dai che stiamo recuperando su Weber qualcosa. Tanto qualcuno ai box, ragazzi. Qualcuno ai box. Hülkenberg. Strategia un po' pazza. Strategia 2 soste quindi. Soft e media. Cioè, non penso sia la prima sosta, però potrebbe anche essere che hanno fatto male, sono partiti con le medie. Boh, sinceramente non capisco. Che è molto, cioè, è una sosta molto ritardata al 19esimo giro. È un po' da pazzi, insomma. Non è che stiamo andando bene su Vettel adesso, stiamo girando bene. Momento buono finalmente. Abbiamo guadagnato su Sebastiano. È il nostro miglior momento della gara, in assoluto. Perché se riusciamo a dare a punti, sarebbe una soddisfazione incredibile e l'abbiamo guadagnato con la strategia. Cioè, che noi sempre dove diciamo pecchiamo nella bravura, la azzecchiamo nella strategy.
Andrò a vedere però le strategie per capire cosa hanno fatto Hülkenberg e Russell. Perché fare una strategia così lunga, secondo me, Il distacco dal tuo compagno dietro cioè, di te è andare ai box 8,4 all'18° giro mi sembra un po' eccessivo, ecco, questo è il mio modesto parere. Però, bisogna capire se Weber e Vettel sono mani di risparmio o Hers, perché io adesso tra poco dovrò passare di nuovo a bassa. Mamma mia che rischio. Non riusciamo a prenderlo, paura Weber, perché tra un po' devo andare di bassa. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Riduci l'erogazione delle RS. Va bene, proprio adesso, cavolo, ma che schifo, che sfiga. Vediamo se con bassa comunque riesco lo stesso ad avere un buon ritmo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,6 secondi. Attento, mamma mia. 10 giri alla fine, 10 laps remaining nell'inglese che ha fatto la storia del Come. Per il momento rimaniamo in scia di Weber. Vediamo come sono le nostre gomme, 29, dai. Pensavo peggio. Vettel però non ci prende per il momento. Ed è una bella notizia per noi, ma negativa per la Ferrari. Dai Comendino che si può prendere. Lucas arrivare anche ottavi. Salvo che Vettel non si dia una svegliata perché... infatti si sta avvicinando. Stiamo recuperando un po' di airs. Ok, nostra miglior prestazione. Sì, di niente però, Stiamo facendo giri fotocopie in questo momento. Giri fotocopie per Veneziano. Vettel sta arrivando. Seb arriva. Comunque Ferrari disastrosa perché... Informazioni su Grosjean. Sembra che abbia un problema. Problemi per il Grosjean. Problemi per il Grosjean. Però non vedo yellow flag. Quindi problemi di poco conto. Dai che ci stiamo avvicinando a Weber, ma sta arrivando Vettel. Vettel è arrivato, signori. Seb è arrivato. E non possiamo fare molto, ci supera Sebastiano. Ok, hai perso una posizione. Siamo sotto di una. Sebastiano ci ha superato abbastanza agevolmente. Abbiamo Magnus indietro che speriamo non sia un problema grosso. Adesso vediamo se sarà bagarre tra Weber e Vettel. Vettel lo supererà di sicuro. Madonna, madonna, che errore. Il distacco dalla vettura davanti è 1,6 secondi. Sta arrivando anche Magnussen. Dai, buttatevi fuori. Weber sta rallentando Vettel che non riesce a superarlo. Veramente le Ferrari oggi... Dai, eccolo qua che se lo supera. Eccolo qua, arriva il sorpasso. Ma lotta Weber. Dai che me lo prendo io però. Dai che me lo prendo, me lo ciuccio. Dai che me lo ciuccio Weber. Devo ciucciarmelo Weber. Tanto Vettel è irraggiungibile e lo so. Mamma se siamo vicini. Mamma se siamo vicini. Proviamo con sorpasso. Non ce la fo. No! Uff. Mamma mia, lotta pura. Lotta purissima col mio ex compagno di squadra.
Comunque Vettel non scappa via, raga, e questo è poco ma sicuro. Dopo le Ferrari in grave difficoltà. Niente, sta curva la rischio ogni volta, prenderla interna, esterna, troppo cordolo. Pazzesco. La carica della batteria è bassa. Diminuendo l'erogazione dell'ERS possiamo raccogliere più energia. Niente, Webber, non riesco a prenderlo. Bella lotta questa, bella lotta. No, anche Magno se mi supera, almeno il punto vorrei tenerlo. Devono stare sì, però veramente la McLaren ciuccia Ersa manetta, eh. Cioè, non so, mi sembra veramente eccessivo. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Va bene, mi piacciono queste notizie. Beh, cacchio, le gomme sono messe male. Le gomme sono messe male. Non so se tengo un laps solo, eh. Attenzione Magnussen. E la teniamo a fatica. Attenzione Magnussen, ci ha superato, ci ha buggerato. Perdiamo la zona punti. Perdiamo la zona punti purtroppo. Da ottavi a undicesimi. Cioè da noni a undicesimi, scusate. Mamma mia che lotta, fioi. Si parte subito con lotta vera. L'importante è stare comunque nella 14esima. Per il momento i punti non mi interessano, sinceramente. E mi sta arrivando anche Hülkenberg, tutte macchine con una potenza superiore alla mia. Attento. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mi fa piacere. Le gomme speriamo possano tenere. Nessun ritiro, inizio veramente troppo tranquillo, non mi convince. Di solito io nella prima gara non ho tutta questa tranquillità. Hülkenberg è là, sto soffrendo, sto un caldo asfissiante. Sento che le gomme cominciano ad abbandonarmi, raga. È di nuovo veloce, quindi immagino che il problema sia stato risolto. Penso stia parlando di Grosjean. Siamo a sandwich tra la Haas e la Renault. Ho paura che il punticino alla prima gara sia ormai un'utopia pura. Devo stare il più vicino possibile e provare nell'ultimo giro a mettere l'ERS più elevato, ma le gomme stanno morendo, è ufficiale. Le gomme ci stanno abbandonando. Dai che magari... Dai Weber, rallenta tutti e spacca fuori. Andate fuori insieme, dai, un regalino. Ok. Devo stare circa vicino così e poi tentare il tutto per tutto negli ultimi giri con le gomme finite. Il distacco dal pilota davanti è di meno di un secondo. Tenta l'attacco con il DRS. Tanto Magnussen supera Weber. Io ti ricordi, cazzo, a Barcellona ti ho lasciato passare. Dai Weber, su. Lascia passare il venezianone. Me lo merito. Alcune informazioni su Perez. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Anche Perez è costretto a rallentare, ma non vedo problemi grossi, ma devo stare concentrato qua. Mamma mia che garotta, però mi piacciono le gare combattute così, eh.
mi piace, dai. Buon ritmo, adesso tra poco posso tentare. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok. Dai, non posso fare l'ultimo, non posso farlo dopo perché sennò ho le gomme veramente finite. Dai, dai, ciò mio, dai. Dai, 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 dai. Attento, Kume, però attento. Oh, lo supera. E supera Weber. E lo supera Weber. Ok, Ben fatto, hai conquistato una torniamo posizione. in, torniamo in zona point. E comunque Magnussen lo possiamo ancora prendere volendo. Ma stiamo attenti a non far danni. Dai, vecchio mio, dai, vecchio Kume. Mancano 3 laps, 3 laps. E un punto ce l'abbiamo in cassaforte, se non facciamo cagate. A fatica, ma sta arrivando il punticino. Tanto Weber è proprio crollato a livello prestazionale, l'ha superato anche Hülkenberg e lo si vede molto lontano. Crollo weberiano. Noi abbiamo Kevin Magnussen davanti che secondo me è anche alla nostra portata. Attenzione. Bandiera verde. Attenzione, proprio Hülkenberg forse. Forse problemi per Hülkenberg. Hülkenberg fuori dalla gara. Primo ritiro di F1 19. Appena detto, quindi diciamo che stiamo blindando il punto. Lo stiamo blindando, cazzo. Proprio alla fine, sfortunato Nicolino. Adesso vediamo se possiamo tentare il nono posto. Io ci provo, ragazzi, lo sapete. No! Ma ho dovuto frenare, ragazzi. Mi sono visto spiaccicato sul muretto. Non potevo buttare via una buona gara con un punto. Peccato, però la vedo adesso un po' impossibile riuscire a riprenderlo. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. E mi fa piacere. Occhio. Alla fine le gomme stanno tenendo, dai. Perché sta per iniziare l'ultimo giro di Magnussen, secondo me sente la pressione. Ok, final lap. Sei all'ultimo giro. Final lap. Il veneziano tenterà Distacco dal tuo compagno di il squadra miracolo. è 6,5 secondi. Qua potrei provare la staccatona un po' pesante. Magnussen chiude, vince Gigi intanto, vince Gigi. Vince Gigi Hamilton. Mentre Magnussen ha chiuso la porta. Non avrò più chance. Ma va bene così. Va benissimo così, prima gara, meglio di così non poteva andare. Ho sfruttato la buona strategia e dopo, sì, un buon ritmo nella seconda parte. Nella seconda parte il ritmo è stato veramente positivo. Bisogna prendere la mano, raga, bisogna avere anche un po' di pazienza. E poi vediamo il discorso volant, perché sinceramente non capisco. Devo esercitarmi tranquillamente.
Ok raga, un punticino irridato arriva. Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Yes. Bravo, hai fatto un ottimo lavoro, Sì, hai sì. guidato davvero bene. Sì, ho sudato 1000 camicie, però va bene. My God. È È stata la contento. Mercedes a vincere. Toto Lupo, bravo Toto Lupo. Doppiato. Dimmi Luca, a cosa è dovuta la E vittoria di Gigi. oggi? Il punto Porta è a stata la casa velocità, pura e semplice. Possiamo la prima starci vittoria ore dell'anno. intorno a parlare di strategie, sorpassi e gestione delle gomme, ma alla fine per vincere bisogna prima di tutto essere veloci. E secondo me oggi il fattore determinante è stato questo. Ricciardo ottavo, bravo Ricci. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Doppietta Quella di oggi è stata Mercedes, una vittoria di Leclerc squadra, terzo. il risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. Congratulazioni alla Mercedes. Vaffanculo la Mercedes. E adesso ragazzi, champagne! Raga, che dire, prima gara positiva, sono contento. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica piloti. Anche Giro Leclerc, Allora, 26 Luca punti, Filippi, ciao. Chi sceglieresti come pilota del giorno? Direi l'uomo della pioggia. Grazie. Ha effettuato una splendida rimonta. Non è facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Gran bella gara. Vediamo come si Istruttori. presenta ora la classifica del campionato. Buono, costruttori. subito Mercedes in passa fuga la alla testa Mercedes. della classifica. Bene, dopo un Ecco minuto- Claire, allora. Sembrava controllassi perfettamente la macchina in pista. Eh, Sarà entusiasta. ok, la dedico ai tifosi. Io vorrei sviluppare un po' il motore. Sbandato in No, queste stai zitto. occasioni. Ti mancava aderenza? No comment. Beh, grazie lo stesso. Grazie, ciao. Raga, sotto il comandone veneziano, prima gara positiva. È iniziata la stagione su F1 19. Ciao!